teatro del sindaco di Venezia Brugnaro. Per me è stato un anno umanamente funesto, ha detto, ma restiamo tra le città che stanno ottenendo i migliori risultati in Italia. Opposizione invece all'attacco del sindaco per Sambo del PD. Brugnaro ormai vive a Fantasilandia. Secondo Bettin, di Verde Progressista, doveva scusarsi per il fallimento delle politiche sulla sicurezza. L'incendio in un'ex fornace che sta per essere trasformata in albergo ha riportato l'attenzione sulla fragilità di Murano. Non mancano le polemiche per queste riconversioni sempre più frequenti nell'isola. 2 persone sono finite agli arresti domiciliari, una delle 2 col braccialetto elettronico per il furto in casa di 2 anziane di 79 e 104 anni avvenuto l'estate scorsa a Mestre. Mancano ormai poche ore all'ultimo dell'anno e il sindacato che riunisce i titolari di discoteche e sale da ballo scende in campo per invitare tutti a festeggiare, ma in modo sicuro e responsabile. Da Venezia il presidente Zaia e l'assessore De Berti annunciano sconti del 60% per tratte inferiori ai 25 km in pedemontana. Cerca di salvare il salvabile, dice il PD. La solenne processione guidata dal patriarca Moraglia dalla chiesa di San Zaccaria fino alla basilica di San Marco ha dato il via alle celebrazioni dell'anno santo a Venezia. L'invito a essere pellegrini di speranza. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali, tempo di bilanci anche per il Comune di Venezia, come avete sentito dai titoli. Quello che sta terminando è stato per me un anno umanamente funesto, ha detto in conferenza insieme alla Giunta il sindaco Brugnaro, ma restiamo tra le città che stanno ottenendo i migliori risultati in Italia. Fondamentalmente sono una persona buona e onesta, lo dimostrerò in tutte le sedi, questo dal punto di vista per carità, ed è giusto che i magistrati facciano il loro lavoro, ma anch'io mi difenderò con la legge fino in fondo, perché la mia onestà non avrà prezzo, cioè non c'è limite a questo. Con la fine del 2024 si chiude un anno che, per quanto lo riguarda, il sindaco Luigi Brugnaro non esita a definire funesto dal punto di vista umano. Lo è stato dopo lo scoppio dell'inchiesta giudiziaria che da luglio ha travolto i vertici del Comune di Venezia e influito, almeno per un certo periodo, sull'attività amministrativa della Giunta, attività della quale rivendica comunque i risultati. È una delle città che sta performando meglio in assoluto in Italia. Il Bosco Sport sta viaggiando assolutamente nei ritmi precisi, il PNRR, quello europeo, non ci ha finanziato, ma sono riuscito comunque a farmi comunque finanziare dallo Stato i 100 milioni che ci mancavano. 200 li ha messi il Comune facendo riserve in tutti questi anni. E il bilancio del Comune è buono, abbiamo lavorato su tutte le partecipate, tutti i bilanci sono in positivo, addirittura il Casino quest'anno ci dà un dividendo di 20 milioni di euro. Con tutti gli assessori e i consiglieri delegati, Brugnaro cita il Mose e l'innalzamento delle rive, la lotta al motondoso con l'avvio della sperimentazione del Barcavelox, il contributo d'accesso, i tanti cantieri aperti o da aprire in città, la riqualificazione di Piazza Mercato a Marghera e il progetto di Ali nell'area dell'ex ospedale Umberto I di Mestre. Abbiamo fatto crescere Mestre tantissimo, ma non soltanto sul settore turistico, ma un po' dappertutto. Crediamo nella bretella dell'autostrada, dell'aeroporto. Il porto lo stesso, siamo convinti che sia una struttura fondamentale per la città. Un quadro nel quale c'è però un nervo scoperto. Il problema della sicurezza è il primo problema che abbiamo, non c'è economia, non c'è sviluppo sulla sicurezza, ma bisogna ringraziare le forze dell'ordine. Hanno fatto un lavoro incredibile, stanno facendo un lavoro incredibile, tutti insieme lo stiamo facendo, anche quelli che segnalano i problemi. Un'ultima battuta è riservata alla protesta che anche l'altra notte ha denunciato lo spopolamento di Venezia, prendendo di mira le cosiddette key box fuori dalle locazioni turistiche. Ma le key box, allora io personalmente sono contrario, nel senso che sono brutte, se sono brutte le togliamo, io sono contrario al brutto, però non all'efficienza, cioè se assieme alla sovrintendenza troviamo qualche meccanismo, il quadro deve essere rispetto della città, per cui tu affitti un appartamento, guadagna quanto vuoi, affittalo quanto vuoi, non devi disturbare nessuno. La segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo, ha definito la conferenza di fine anno di Brugnaro 2 ore di campagna elettorale fatta di un racconto fantastico di successi di cui nessuno si è accorto e dimostra la distanza tra Brugnaro e la realtà che vivono i cittadini. Sambo definisce assordante il silenzio sull'assenza del finanziamento per la legge speciale che il sindaco aveva promesso, 150 milioni, il governo li ha ridotti a 5. Per Gianfranco Bettin, capogruppo di Verde Progressista, con la solita prosopopea autocelebrativa, sindaco e giunta non hanno spiegato perché abbiano speso centinaia di milioni pubblici per lo stadio e il palasport invece che per i bisogni di migliaia di persone e di famiglie, né si sono spiegati e magari scusati per il tragico ed eclatante fallimento, così dice Bettin, delle loro politiche sulla sicurezza, a causa delle quali la città è in balia di violenza e degrado.
Ora andiamo all'incendio che è divampato sabato sera a Murano in un'ex fornace che sta per essere trasformata in albergo. Incendio che ha riportato l'attenzione sulla fragilità dell'isola e non mancano le polemiche per queste riconversioni che sono sempre più frequenti. Stiamo assistendo in questi anni alla trasformazione di tutte quelle che erano gli edifici che ospitavano le vetrerie in attività ricettive. Cosa sta facendo questa giunta? Secondo il nostro punto di vista non sta facendo assolutamente nulla per rilanciare invece un progetto di produzioni in isola, favorendo invece quello che è l'insediamento del ricettivo. L'incendio innescato sabato sera verso le 23:30 a Murano all'interno di una vecchia fornace chiusa da anni, che entro qualche anno diventerà hotel di 5 stelle lusso, ha riportato l'attenzione di tutti sulla fragilità dell'isola. Le fiamme, innescate presumibilmente da un macchinario all'interno del cantiere in fondamenta Manin, tra faro e colonna, sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, intervenuti con 2 autopompe lagunari, e non hanno creato danni né al cantiere né a persone. Va anche detto che l'incendio non riguarda l'attività della nuova F3 Murano, tuttora operativa e in questi giorni chiusa solo per le festività natalizie, ma tutt'altra zona dell'isola. La consigliera del Movimento 5 Stelle Sara Wiesmann parte all'attacco della giunta di Cafarsetti. Per questo noi chiediamo alla giunta cosa vuole per il futuro dell'isola. Vuole che diventi un dormitorio a servizio di Venezia o vuole rilanciarla in modo che si possa anche pensare un ripopolamento dell'isola stessa? Anche il presidente della municipalità di Venezia, Marco Borghi, si è subito attivato dopo l'emergenza. Non ci sono stati eccessivi danni alla struttura e soprattutto alle persone, cosa più importante, ma è un'ulteriore testimonianza della fragilità della città e dell'attenzione che bisogna riporre quando si effettuano lavori di ristrutturazione. La produzione del vetro resta un'eccellenza mondiale, come spiega il numero 1 di Promovetro Luciano Gambaro, e non è coinvolta in quanto accaduto. Riguardante un macchinario o un quadro elettrico che in brevissimo tempo i pompieri hanno spento, dove stanno costruendo un albergo super lusso che penso dovrebbe essere pronto fra circa 2 anni. La cronaca ancora, 2 persone sono finite agli arresti domiciliari, una delle 2 con braccialetto elettronico perché accusate di un furto in abitazione di 2 anziane di 79 e 104 anni, avvenuto l'estate scorsa a Mestre. Sono stati gli agenti della squadra mobile della Questura di Venezia a dare esecuzione ai 2 provvedimenti con l'accusa di furto con destrezza e furto in abitazione. La coppia di anziane era rientrata a casa trovando la porta dell'abitazione aperta e una camera da letto a soqquadro. Mancano ormai poche ore all'ultimo dell'anno. Il sindacato che riunisce i titolari di discoteche e sale da ballo scende in campo per invitare tutti a festeggiare, sì, ma in modo sicuro e responsabile. Sta per scoccare l'ora del veglione e dell'attesa di Capodanno e come sempre per la notte di San Silvestro si moltiplicano anche per Venezia e provincia, così come per le altre città, le tante occasioni di festa, svago e divertimento. Non tutte, non sempre, sono però pensate in modo sicuro, responsabile e soprattutto rispettando le regole. Si arriva al periodo, quello diciamo più difficile e delicato dell'anno, che sono i veglioni, per cui la nostra è un'allerta sia alla sensibilizzazione dei genitori ma anche dei ragazzi, dove andranno appunto affinché queste strutture siano come le nostre da un punto di vista di sicurezza, siano insomma degli standard elevati. Porato mette tutti in guardia sui pericoli che si potrebbero incontrare a partire dalla somministrazione libera degli alcolici anche a minori. Innanzitutto sulla sicurezza, quindi le vie di fughe, i materiali, il personale addetto alla sicurezza, quindi sono tutti certificati, c'è un processo ben preciso e tutti i nostri associati seguono tutte queste regole. Mentre diciamo tutte queste feste abusive, questi rave, sono in barba a tutte le norme di pubblica sicurezza e anche tutte le normative fiscali, per cui sensibilizziamo sia i genitori ma anche le autorità competenti a vigilare sul fatto appunto che sia un capodanno dal divertimento sicuro. Free bar, quindi la consumazione praticamente una volta pagato questo pseudo biglietto d'ingresso, poi la consumazione, e non c'è nessuno che vigila appunto per la somministrazione ai minori, è una cosa estremamente particolare. Un plauso invece il presidente del sindacato lo rivolge al comune di Jesolo, anche quest'anno tra le località della notte più attenzionate della nostra provincia, per le ordinanze
in vigore da anni, anti-alcol. Abbiamo sempre lavorato in affiancamento alle forze dell'ordine, più che mai in questi momenti siamo a segnalare quelle situazioni più a rischio. Anche gli ultimi accadimenti di Treviso e quant'altro ci danno delle indicazioni in questo senso, ovvero sia in determinati periodi, poi sono l'ultimo dell'anno, Ferragosti, quelli un pochettino più caldi, determinate restrizioni diventano ormai obbligatorie un po' per tutti i comuni. Da fine febbraio, cambiamo argomento, il pedaggio sulla superstrada pedemontana veneta sarà ridotto del 60%. Le nuove tariffe valide solo nei giorni feriali e per non più di 25 km sono state annunciate a Venezia dal presidente Zaia e dall'assessore De Berti. Da lunedì al venerdì e per tratte non superiori ai 25 km, le tariffe della superstrada pedemontana veneta saranno scontate del 60% per i veicoli di classe A. Già anticipato nei giorni scorsi, il provvedimento che cambia il tariffario della superstrada dovrebbe entrare in vigore tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo dell'anno prossimo. È un modo anche per dire di mantenere la parola. Abbiamo sempre detto, nel momento in cui abbiamo dati positivi saremmo subito pronti a dare un segnale ai cittadini. Fare uno sconto del 60% al traffico leggero, alle auto e ai furgoni significa rispondere alle famiglie, ai lavoratori, agli artigiani e a tutti coloro che lavorano nel territorio. Dunque, nei giorni feriali si potranno percorrere 2 tratti al giorno di 25 km con lo sconto del 60%. Possono essere un'andata e ritorno o 2 itinerari diversi. I 2 sconti quotidiani sui 25 km non sono cumulabili, non si possono cioè percorrere 50 km, magari con un'uscita e una reentrata, in quel caso la tariffa è piena. Il limite chilometrico dello sconto si spiega perché, pur a beneficio di tutti, ha principalmente lo scopo di incentivare il traffico locale, quello sulla breve distanza. È proprio il traffico locale che stenta a partire, il traffico delle piccole tratte dove molto probabilmente il pedaggio crea un deterrente ad utilizzare la pedemontana, quindi di fatto mancando questo traffico noi andiamo ad incentivarlo e ad agevolarlo. Quando sarà attivo lo sconto del 60%, una tratta come ad esempio quella dal casello di Breganze a quello di Loria Mussolente passa da 4 euro a 1,60. Sono le tariffe più basse del Veneto, però bisognerà avere il telepedaggio. Inizialmente si diceva moduli, domande, richieste, è impossibile, sarebbe diventato veramente complicato riuscire a realizzarlo. Basta essere muniti di un telepedaggio che può essere Unipol piuttosto che Telepass o qualsiasi altro telepedaggio e si può usufruire dello sconto. I mancati introiti provocati dagli sconti non dovrebbero avere contraccolpi sulle casse della regione perché il traffico medio sulla pedemontana veneta sta rapidamente raggiungendo i volumi previsti. Non abbiamo calcolato, però abbiamo margini per affrontare questo tema, visto e considerato l'incremento del traffico che è importante e che si avvicina alle previsioni, soprattutto quello pesante ha superato le previsioni. Gli sconti sulle tariffe, un'operazione disperata di Zaia per cercare di salvare il salvabile. Durissimo il Partito Democratico regionale sulle nuove tariffe. Per la capogruppo Camani inaccettabile la mancanza di trasparenza sui costi. Lo sconto sul pedaggio per aumentare il traffico lungo la pedemontana parte lancia in resta Vanessa Camani, capogruppo in regione del Partito Democratico, che attacca il governatore Zaia senza troppi giri di parole. Non può presentare un'operazione del genere senza dire quanto impatterà sul bilancio della regione, come pagheremo il buco enorme, la voragine che già la pedemontana sta determinando nei conti pubblici della nostra regione, parliamo di 150 milioni in 3 anni. 3. Quali e quanti altri servizi ancora dovremo tagliare per pagare i debiti della pedemontana? Io non sono pessimista come ama semplificare il presidente Zaia, voglio sapere esattamente la verità e la verità Zaia non ce la vuole dire e io credo che sia una dimostrazione di debolezza ma anche di brutta politica. Un obiettivo potrebbe essere raggiunto, l'aumento del numero di veicoli, ma questo non risanerà il pesante buco di bilancio della pedemontana, conclude Vanessa Camani. Quanto aumenteranno i ricavi non è dato sapere, visto che c'è lo sconto che incide comunque sulle entrate, perché ricordiamo che la strada pedemontana veneta, per come è stata impostata da Luca Zaia, funziona così. Il gestore si becca una cifra fissa di 160 erotti milioni ogni anno, mentre se si guadagna, se si va in perdita, è tutto un rischio di cui si è fatta carico la regione del Veneto. Cioè Luca Zaia ha esposto il bilancio di un ente pubblico
al rischio di impresa. Nel momento in cui scarichi il rischio di impresa sul bilancio della regione, io pretendo che tu mi sappia dire quanto mi costa. Lo pretendo. Andiamo all'apertura del Giubileo, la solenne processione guidata dal Patriarca Moraglia dalla chiesa di San Zaccaria fino alla Basilica Cattedrale di San Marco ha dato il via anche in città alle grandi celebrazioni dell'Anno Santo. L'invito ad essere pellegrini di speranza. Siamo pellegrini di speranza, siamo pellegrini che vogliono confermare il desiderio, la volontà di aggrapparsi, come ancora ci ricorda il Papa, alla speranza che non tramonta, quella in Dio. Nelle parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, pronunciate durante l'omelia nella messa solenne in cattedrale a San Marco, ecco il significato profondo di una città e una diocesi che domenica pomeriggio ha varcato la porta della speranza per entrare nell'anno santo del grande Giubileo, 9 anni dopo il Giubileo straordinario della Misericordia, indetto da Papa Francesco nel 2015, e a 25 anni di distanza dal Giubileo ordinario del 2000, quando, ad aprire la Porta Santa a Roma in San Pietro, fu Papa Giovanni Paolo II. A Venezia l'inaugurazione dell'Anno Santo è avvenuta con la processione solenne guidata dal Patriarca dalla splendida chiesa di San Zaccaria fino alla Basilica Cattedrale di San Marco tra carri e campielli e il canto delle litanie. Una processione dietro la croce di Cristo e poi il rito dell'ostensione della Santa Croce che ha rappresentato l'ingresso ufficiale nel Giubileo. Per tutti, dice il Papa, possa essere un momento, questo anno, un momento di incontro vivo e personale col Signore Gesù. L'unico augurio che io vi faccio e mi faccio è che in questo anno incontriamo più profondamente e in modo nuovo il Signore. Nella diocesi di Venezia sono ben 10 le chiese giubilari in cui quanti non riusciranno a recarsi in quest'anno a Roma potranno, recandosi in pellegrinaggio, chiedere e ottenere l'indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dal Santo Padre. È stato un 2024 da record per la Galleria Contini di Venezia. La mostra di Baldes in piazza San Marco, un momento storico. Abbiamo incontrato il titolare della galleria, Stefano Contini, che ha fatto con noi un bilancio e ci ha rivelato alcuni progetti per l'anno nuovo. È stato davvero un 2024 storico irripetibile quello per la Galleria Contini, nel sestiere di San Marco a Venezia, ma anche a Cortina d'Ampezzo, con il progetto di aprire in una importante sede prestigiosa a Roma nel 2025. Stefano Contini, mecenate, innamorato della città e dell'arte, toscano di nascita, pistoia, veneziano d'adozione, fa con noi il bilancio artistico dell'attività. È stato un anno particolare dove abbiamo realizzato 9 grandi esposizioni, tra cui quella in piazza San Marco con le menine di Manolo Valdés e compreso anche la mostra della Sicilia con Mitorai al Teatro Greco di Siracusa. Quest'inverno verrà presentato a Cortina una grande mostra di action painting di un artista giovane che realizza le proprie opere calciando dei palloni intinti di vernice e creando degli effetti straordinariamente emotivi. Mostra di Natale sulla perla delle Dolomiti, ma un calendario già ricco anche nel nuovo anno. Abbiamo una grandissima, eccellente, superlativa mostra di Pablo Acciugarri che abbiamo dovuto prolungare perché non ci aspettavamo un successo simile e questo ci ha dato l'opportunità e la voglia di arrivare fino al maggio prossimo, perché Pablo Acciugarri, come molti sanno, è uno oggi degli artisti più significativi e più apprezzati nel mondo e quindi abbiamo preso questa decisione. Per la rubrica Il tuo presepe adesso vediamo l'allestimento della natività di Tamara Maniero di San Don di Fossò. There is just one thing I need. I don't care
Questo dunque il presepe, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, tra poco come sempre le previsioni del tempo e l'edizione di Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci.